Elite Ambiente è in un cantiere qui a Noventa Padovana, presso il campo sportivo, per la rimozione dell'erba sintetica di un campo da calcio e l'avvio al corretto recupero / smaltimento delle plastiche, gomma e sabbia che sono contenute nel manto che abbiamo rimosso. Il lavoro più o meno in 3 giorni è quello che vedete alle mie spalle. È stato rimosso tutto quanto il manto del campo sportivo e stiamo ultimando adesso la parte relativa alla triturazione e separazione con vaglio delle varie frazioni, quindi sabbia, gomma e plastica, per avviarle al corretto recupero. In particolare con la gomma prevediamo di fare delle piastrelle, quelle antitrauma che di solito vengono utilizzate nei parchi vicino ai giochi per bambini e quant'altro, le altalene, e con le plastiche sicuramente materiali relativi a contenitori, quindi cassette o casse, perché è una plastica che è polietilene a alta densità. Quindi direi che come attività con un'organizzazione e soprattutto attrezzature idonee ci si può mettere, per fare un campo di 7000 metri quadri, quindi un campo regolamentare di quelli normali, ci si può mettere un 3-4 giorni lavorativi, ovviamente con le attrezzature necessarie.